Simone Starace, il CJ si qualifica per la finale della Coppa Promozione, un altro grande risultato dopo la promozione in Serie A. Sì, diciamo era il nostro obiettivo comunque raggiungere la finale e andarci a giocare la Coppa per il titolo di più forti della Serie A2. L'abbiamo raggiunto, ora mancano 50 minuti per diventare campioni, vedremo. Una partita molto difficile, avete battuto anche la testa di serie dello Sport City dopo quella del Cirieci, la Pisana Calciotto settimana scorsa, avete dominato la partita precedente e questa sera è stata molto difficile ma alla fine ce l'avete fatta. Sì, quella scorsa sì, dominata vedendo il risultato, però è stata una bella partita. Questa diciamo l'abbiamo preparata un po' diversamente, l'abbiamo aspettati e poi al secondo tempo è arrivato un gol su ribattuta del portiere e poi il 2-0 in tap-in. Va bene così. 2-0, comunque curiamo più la fase difensiva che l'offensiva, perché comunque il gol prima o poi arriva, se non lo prendi 0-0, calci di rigore. In finale affronterete una tra Gruppo Project Team Immobiliare e Moccia Friends, chi secondo te è l'avversario più pericoloso? Allora, il Moccia lo conosciamo perché l'avevamo al girone, quindi sarebbe un po' meglio affrontarlo perché diciamo lo conosciamo. Gli altri so che hanno vinto, non li conosciamo bene, quindi ci vedremo alla semifinale quando giocano per studiare un po' la situazione.